Next stop, un viaggio consapevole a bordo della linea 1. Da Riva di Biasio a San Marcuola. All'imbocco con il Rio di Cannaregio si trovano due edifici di grande importanza. La chiesa di San Geremia, che ospita le reliquie di Santa Lucia, qui traslate dopo la demolizione dell'omonima chiesa per far posto alla stazione, e Palazzo Labia, uno dei più belli in città, oggigiorno sede della RAI del Veneto. Qui, il 3 settembre del 1951, si svolse le Grand Bal Oriental, il party più esclusivo del XX secolo. Lungo il nostro percorso troviamo un magnifico edificio di fattura arabeggiante. Si tratta del Fondaco dei Turchi, una sorta di deposito o magazzino di merci che al tempo della Repubblica le comunità di mercanti stranieri erano autorizzati ad aprire in città. Grazie a Giancarlo Ligabue, imprenditore, paleontologo e mecenate, l'edificio oggi ospita il Museo di Storia Naturale a lui intitolato. Questa zona fa parte del sestiere di Cannaregio, dove si trovano delle vere e proprie chicche, come il Ghetto di Venezia, il più antico al mondo, ossia il quartiere ebraico dove potrete anche gustare i dolci tipici o partecipare ai tour guidati. Oppure la zona di Madonna dell'Orto, che ospita l'omonima chiesa, in parte decorata dal Tintoretto, che qui è sepolto. Nelle vicinanze si trova anche la sua casa, a 2 passi dai Mori, che la leggenda vuole fossero 3 mercanti disonesti che la Madonna trasformò in pietra. Dall'altra parte del canale si trova anche Palazzo Mastelli del Cammello, dal nome del bassorilievo sulla facciata. Next stop, San Marcuola.